Sono 204 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore nella Marca. I contagi continuano a salire, anche se la situazione sul fronte ricoveri rimane sotto controllo. Oggi siamo 76 ricoverati, ieri eravamo 75, è entrata una nuova persona, i malattie infettivi del distretto di Treviso, ovviamente non vaccinata. Il rischio di passare nella fascia gialla è sempre presente. I positivi sono tantissimi, questo sì, però sono dei positivi che per fortuna nostra non manifestano assolutamente sintomi, perché altrimenti a colpi di 200, 250 al giorno voi capite se qualcuno se tanti avessero i sintomi come la prima o la seconda ondata, noi andremo in default con gli ospedali, cosa che non succede e non succede proprio perché la gente è vaccinata. Intanto molte sono le persone che nella Marca stanno continuando a prenotare la terza dose. La scorsa settimana si è registrato davvero un boom di prenotazioni. Ne abbiamo circa 3000 che si sono prenotati, però devo dire che continua questa onda, quindi significa che la gente si sta rendendo conto che facendo la terza dose si stanno immunizzando, cioè si stanno immunizzando in modo tale da evitare di contrarre il Covid. In continuo aumento il Covid anche nelle scuole, sono oltre 120 le classi in quarantena, spiega il direttore generale Benazzi. La diffusione qui è davvero veloce, mentre continuano le code interminabili per poter effettuare il tampone in tutti i centri e nelle farmacie. Vediamo tantissime persone che ovviamente vanno a fare i tamponi, ecco il perché delle lunghe code, tantissimi, e sono tantissimi, 4000, 5000 tamponi al giorno, cioè cose da diciamo dalla prima ondata o dalla seconda ondata, che invece sono positivi per poter rientrare a scuola, fare sport nelle palestre, eccetera, vengono a farsi il tampone. Quindi abbiamo veramente una miriade di persone. I prossimi giorni saranno importanti per valutare l'andamento dei contagi e per capire cosa accadrà a Natale.